Benvenuti, oggi è venerdì 17 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 17:06. La luna si leva alle 20:51 e cala alle 9:25. Oggi si celebra Sant'Antonio Abate. Il nome Antonio è di origine etrusca e significa colui che affronta e combatte. Oggi 17 gennaio è la giornata internazionale della pizza italiana. Il World Pizza Day cade ogni anno nel giorno di Sant'Antonio Abate, l'eremita del III secolo che rinunciò alle sue ricchezze per dedicare la sua vita agli altri. È considerato il fondatore del monachesimo cristiano, ma anche il patrono dei fuochi e di tutte quelle professioni che al fuoco sono strettamente legate, come pizzaioli, fornai e pompieri. Questa giornata mondiale ogni anno viene celebrata con grandi festeggiamenti, tra incontri in piazza e dirette streaming che coinvolgono esperti e pizzaioli di tutto il mondo. Il 17 gennaio del 1929 debutta il marinaio più famoso dei fumetti, Popeye, il nostro braccio di ferro. Famoso mangiatore di spinaci che gli donano una forza straordinaria, contribuisce a migliorare le abitudini alimentari dei bambini americani. Oltre a numerose serie di cartoni animati, nel 1980 ispira un film diretto da Robert Altman, con protagonista un giovanissimo Robin Williams. Ma sapete come funziona una caffettiera? Nella caldaia della caffettiera, messa sui fornelli, si accumula pressione che spinge l'acqua lungo un filtro a imbuto e la fa gorgogliare nel caffè macinato e infine fuoriuscire nel raccoglitore. Il caffè è pronto e il profumo ha già riempito tutta la stanza. Buongiorno ai 12. Oggi il sole fa un sodalizio molto romantico con Nettuno, il pianeta dei sogni. Cosa vorrà dire? Quello dell'energia. Scopriamolo insieme. Ariete. Decisamente un sogno in più non fa sicuramente operazione rispetto alle tante aspettative che avete per questo nuovo anno così pieno di risorse dentro di voi, positivismo e qualche dolce romanticheria. Toro. Per voi questa configurazione zodiacale è quanto mai positiva, soprattutto se si tratta di coronare un sogno che aspettavate da tempo potesse diventare una realtà. Voi state lavorando moltissimo perché questo accada, ma più che applicarvi oggettivamente dovreste lasciare un pochino più spazio ai sogni e alle emozioni. Gemelli, giornata oggi che vede due elementi zodiacali molto importanti, ridarvi un po' il sorriso, anche un po' di fantasia, anche adattarvi a determinate esigenze o a cose che, seppure vi fanno storcere il naso all'inizio, potrete trovare interessanti e divertenti conoscendole un po' meglio. Cancro, giornata oggi che assicura, data anche la compatibilità della Luna, una configurazione fatta del vostro elemento preferito, il sogno e il magico, ed ecco tutto quello che le emozioni oggi possono concedervi saranno a vostra disposizione. Sentimentali e romantici più che mai, dovete un po' sistemare una faccenda sentimentale con la vostra dolcezza. Leone, la giornata di oggi prevede questo sodalizio del vostro pianeta, il Sole, con Nettuno, il dio dei mari e dei sogni. Oggi maggiore romanticismo, maggiore rilassatezza e soprattutto empatia. È il giusto intuito che finalmente vi toglie quei soliti dubbi dalla testa. Vergine, oggi la luna è con voi e anche il romantico sodalizio di Nettuno e il Sole vi stimolano in una qualche maniera a pensare sempre ai sentimenti. Qualcosa o qualcuno da lontano, da distante vi attira. Non lasciate che le distanze azzerino i vostri sentimenti, cercate invece di investire comunicando bene. Bilancia, giornata oggi
che vede un po' un ammorbidimento generale. Potreste comunque sentirvi ancora come delle persone che si barcamenano in tutta una serie di impegni un po' pesanti, ma ciò non di meno troverete spazio per i sentimenti. Oggi una piacevole manifestazione affettiva da parte di qualcuno sarà gratificante. Scorpione, giornata oggi che prevede 2 elementi zodiacali totalmente compatibili dalla vostra parte. Anche la luna è d'accordo su farvi passare una giornata veramente splendida, quindi forza Scorpione, inizia una fase della settimana, questa finale, decisamente molto ricca di emozioni e di passioni. Sagittario, giornata oggi che prevede un po' di sensazioni un po' strane, come se non ci capiste bene qualcosa. Sarà che il Sole e Nettuno giocano un po' a confondervi, ma i dubbi verranno dipanati quando vi confronterete con una persona che vi chiarirà la reale dinamica di una cosa che avete forse travisato. Capricorno, giornata oggi che vede il vostro sole sedersi un po' vicino al mare e gustare un pochino di sogni, un toccasana per voi che siete un pochino rigidi e che quindi oggi troverete nei sentimenti la giusta morbidezza e la giusta dolcezza dopo una settimana un pochino tesa. Acquario, quando le stelle parlano di sogni, voi Acquario rispondete con la fantasia, con l'inventiva, soprattutto questo sestile che attraversa proprio il vostro cielo vi dà notevoli input. Plutone però pretende da voi un grande impegno, qualcuno vi farà una proposta molto ma molto audace. Pesci, giornata oggi che vede protagonista il vostro pianeta Nettuno accordarsi col Sole, rinvigorirvi di forza, energia fisica e piglio assolutamente decisionale. Oggi si fa come dite voi, cari pesci. Il 17 gennaio del 1988 su Canale 5 viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello, la sitcom che racconta le vicende di 2 coniugi, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. L'ultima puntata sarà mandata in onda nel 2007, dopo 16 stagioni e 337 puntate. Con una durata di 19 anni è la più lunga serie mai prodotta in Italia. Ogni episodio si chiude con la celebre frase di Sandra Mondaini: che noia, che barba, che noia. Questioni di lana caprina. Questo modo di dire significa discutere di cose inutili e banali che non hanno alcuna importanza. L'origine di questa espressione si trova in un verso del poeta latino Orazio, che ironizzava su chi litigava sulla lana delle capre, un materiale scadente e senza valore. Oggi usiamo questo modo di dire quando vogliamo evidenziare la futilità di certi argomenti o la pignoleria di certe persone. Ad esempio, si può dire: non perdiamo tempo in questioni di lana caprina, andiamo al sodo. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi è la cantante Yolanda Cristina Gigliotti, in arte Dalida. Vittima delle dicerie e delle sfortune che hanno accompagnato la sua vita. Il primo dramma è del 67. Luigi Tenco si uccide perché Ciao amore ciao, cantata da entrambi al festival, non è andata in finale. 3 anni dopo muore, suicida il suo ex marito. Lei ritrova l'amore in Richard Chanfray, che dopo 9 anni la abbandona e si uccide assieme alla nuova compagna. La vita mi è insopportabile, perdonatemi. Lascia scritto la notte del 3 maggio 1987 accanto a una confezione di barbiturici. Ci salutiamo con la frase del giorno. Dalida diceva: ho attraversato la vita senza guardarla. So cos'è la mia vita. Il pubblico è mio marito. Le canzoni sono i miei figli. E con questo si conclude la puntata di oggi dell'Almanacco, che ci accompagna sempre verso l'inizio di un nuovo giorno insieme. Buon weekend e buona giornata dalla vostra Martina.